La parola d'ordine in questi giorni è state a casa, è l'unica misura possibile ora per contenere l'epidemia da Covid-19. Lo dicono gli scienziati, lo ribadiscono le istituzioni, in questo momento la responsabilità è tutta in mano ai cittadini. I comuni si stanno attrezzando per andare incontro alle categorie più deboli con servizi di consegna a domicilio di generi alimentari e farmaci. Uno dei primi ad attivarsi, Vittorio Veneto, con l'iniziativa Restiamo a casa. Il logo scelto è significativo, una casa con al centro un cuore e intorno uno scudo a significare come la propria abitazione rappresenti l'unico luogo sicuro in cui stare ora. C'è un servizio di ascolto, una persona che può rispondere alle domande, ai quesiti, ai dubbi, anche alle ansie delle persone più fragili, proprio per dar loro rassicurazioni. Saremo poi in grado di portare e recapitare a casa pasti caldi, qualora necessario. Saremo in grado, grazie alla collaborazione preziosissima con le farmacie comunali, di recapitare i medicinali direttamente a queste persone e poi, grazie alla collaborazione con l'Ascom Cittadine, saremo in grado di consegnare loro la spesa. I cittadini interessati potranno contattare i servizi sociali allo 0438 56 9333. Il comune raccomanda di aprire la porta solamente a chi si presenterà con un cartellino che riporta il logo dell'iniziativa. Sulla stessa linea di Vittorio Veneto anche Asolo con i propri servizi sociali, offrendo la possibilità di consegna a domicilio di farmaci e alimenti, rivolto proprio a quei cittadini che al di sopra dei 65 anni che sono privi di una rete familiare di sostegno. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11, contattando i recapiti telefonici dei servizi sociali del comune di Asolo. Anche ad Asolo chi farà le consegne a domicilio sarà facilmente identificabile. Saranno facilmente riconoscibili da un cartellino identificativo rilasciato dall'amministrazione comunale.